Buongiorno, mi chiamo Marilisa Dal Cason, vengo da un paesino della provincia di Vicenza e nel 1990 ho aperto la mia attività che si chiama l'Arlecchino. La professione di mascherera è molto antica, cioè ci sono già delle scritture molto antiche riguardo ai maschereri che creavano le maschere per i veneziani. Era proprio un costume veneziano usare la maschera per più mesi all'anno, non era solo il periodo di carnevale. La mia professione consiste nel creare le maschere in cartapesta come era una volta. Mi piace anche evolvere con materiali diversi. A me piace usare la resina, è un materiale che a me dà molta energia creativa perché taglio, distruggo e creo di nuovo. La cosa che mi piace di più proprio è l'interazione con le persone ed è per questo che non ho un sito di vendita in cui le persone si arrangiano, perché preferiscono che mi contattino e quindi si scambiano comunque o dei messaggi o delle foto, si interagisce con le idee e io magari costruisco e faccio quello di cui hanno bisogno. Allora, il mio legame con questa magnifica città, a me piace pensare che me l'hanno trasmesso i miei genitori. Ogni anno loro, compreso l'anno in cui si sono sposati, hanno fatto il viaggio di nozze a Venezia ed ogni anno ritornavano qui. Allora, a me piace pensare che essendo già nella pancia della mia mamma, questo amore me l'hanno trasmesso loro. Il problema di Venezia è che lei è unica. È un grande palco, un grande teatro in cui siamo immersi, anche se poi la confusione che si può trovare in certe calli ti fa qualche volta sbottare. Mi auguro il meglio delle cose perché comunque è una regina, non può che vivere del suo essere regina.